Viaggiare sta diventando sempre più complicato, i rialzi dei prezzi del carburante stanno mettendo in crisi automobilisti e camionisti. Solo qualche giorno fa la CGIA di Mestre aveva sottolineato, senza mezzi termini, che a pesare su aziende e cittadini è sempre più il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati sono gli autotrasportatori che hanno ammesso come senza un intervento il settore rischi il collasso. Così il concessionario che gestisce la rete autostradale del Triveneto si è detto disponibile a ridurre i costi del carburante per una durata di 20 giorni fino a 5 centesimi al litro, che si aggiungeranno alla riduzione di 25 centesimi approvato dal Consiglio dei Ministri con decreto legge il 18 marzo scorso. Insomma, andare alle pompe di benzina nelle tratte di competenza A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Conegliano, A23 Udine Sud Palmanova, A34 Villesse Gorizia, A57 tangenziali di Mestre fino al Terraglio costerà meno. Un modo per dare il proprio contributo alla situazione contingente al fine di venire incontro all'utente e di massimizzare i benefici. Con questa azione coordinata con le altre concessionarie autostradali intendiamo sostenere l'intervento del governo e dare un segnale di vicinanza alle migliaia di famiglie, lavoratori e pendolari che attraversano la nostra rete autostradale, una delle più trafficate in Italia e in Europa, soprattutto in un periodo come quello del Ponte Pasquale, contrassegnato da un incremento dei transiti, spiega il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, che ricorda come la stessa società sia impegnata da anni anche nel contenimento dei pedaggi autostradali, fermi dal 2018, a favore degli utilizzatori dell'autostrada.